La terza commissione, che ho l'onore di presiedere, ha approvato un provvedimento molto importante che riguarda la pesca e l'acquacoltura nella nostra regione, settori importantissimi per la nostra economia e anche per il mantenimento di condizioni ambientali ottimali. Utilizzando parte delle risorse comunitarie siamo riusciti a dare un impulso importante a questa attività e una prospettiva importante per i tanti operatori che traggono da questa attività un futuro dignitoso per se stessi e per le loro famiglie. Continueremo ad approvare i provvedimenti con tempestività, perché è importante il contenuto di questi provvedimenti, ma anche la tempestività con la quale la Regione dà risposte concrete per permettere a tutti i beneficiari di poter usufruire di queste opportunità importantissime per le loro attività. Questo è un importante provvedimento a sostegno della pesca sostenibile e dell'innovazione e dell'acquacultura. È un importante provvedimento che ha visto il convergere di tutta la Commissione, segno che sulle cose concrete si può trovare una forte convergenza per sostenere un importante settore dell'economia della nostra regione. Accanto a questo però devono essere sviluppate e portate avanti delle politiche che consentano l'agibilità dell'attività di pesca. Il porto di Pila, per esempio l'importante porto dell'Alto Adriatico del pescato del pesce azzurro, è ancora lì che latita, perché manca un intervento della Regione che permetta la sicurezza per l'attività di pesca di questo importante settore.